Due squadre costrette a vincere per non perdere i rispettivi treni. Benvenuti da Luca Barbone al circolo Stella Azzurra di Roma per Emmers Code 272. Siamo già al momento dei saluti, noi intanto andiamo ovviamente a salutare anche Walter Rizzo in cabina di regia e a leggere le liste dei convocati dai due allenatori. Partiamo con la squadra di casa, gli Emmers, che schierano Andrea Corso con il numero 1 ovviamente in porta, poi Dio ci aiuti con il 16, Fortino con l'11, Latini con il 5, Leacche con il 7, Mellaro con l'8, Mezzetti con il 3, Pancaldi con il 4, il 13, Pasqualetti, il 17, Augusto Pasquali, il 2, Ivan Pittacci, il 8, Patrizio Severini e Emanuele Tessicini con il 4. Dall'altra parte risponde Guglielmo Amendola con il 7, Mirko Anello, il numero 10 del Code 272, ex Venere in Bikini, Bongura con l'11, Borci con il 9, Luca D'Astolfo con la numero 2, Edoardo Fagioli con la 8, Manuel La Rosa con il 42, suo fratello Mirko, il capitano, con il 5, mentre è tutto pronto 16 La Ruffa, andiamo a finire 23 La Natà, 1 Manzo, 4 Santi. Tutto pronto intanto, mentre hanno già scambiato i campi rispetto a quelli di riscaldamento. L'arbitro chiede ai portieri se va tutto ok, poi fischia il calcio d'inizio battuto dagli Emmers di Augusto Pasquali con Mellaro che giostra sulla destra. Due squadre, dicevamo in apertura, costrette a vincere. Gli Emmers 2 sconfitte su 2 partite fin qui disputate, uno con il Checco dello Scapicollo, l'altra con il Cottini Staibano Gomme. Qui c'è un fallo a favore degli Emmers già battuto da Emanuele Latini, con Severini che si fa vedere, poi scelgono Leacche, pallone profondo, Fortino non arriva, poi Bongura, La Rosa, Cianello, arriva il pallone al numero 10 che poi sventaglia per Bongura, di testa Bongura, palla che si spegne sul fondo. Sembrano partiti bene gli Emmers per atteggiamento, per posizione in campo, anche per grinta agonistica, ma questa non è mai mancata ai giocatori in maglia claret and blu. Leacche salta di testa, non colpisce la palla, poi Astolfo in 2 tempi riesce a toccare la sfera per Anello che gira subito all'indietro per Mirko La Rosa, che con la nuova posizione dopo il suo rientro l'anno scorso, di fatto da quando proprio i La Rosa hanno rilevato la squadra ex Venere in Bikini, non è mai sceso in campo per infortunio. Quest'anno ha preso il posto qui, Mellaro tira dalla distanza, è una, dicevamo anche nella scorsa settimana, delle specialità della casa. Qui Manzo è andato a regalare con un errore l'angolo agli Emmers che mettono dentro con Fortini, di tacco addirittura La Rosa, poi palla che rimane lì, ci aveva provato da lontanissimo, poi palla ancora messa dentro, si coordina, alla fine Fortino spara alto. Dicevamo ci aveva provato dalla distanza Emanuele Tessicini, non aveva trovato l'angolo giusto. Fortino recupera un buon pallone intercettando il passaggio di La Rosa per Anello, poi da indietro per Pasquali Emanuele Latini, colonna portante di questa squadra. Si è parlato tanto negli anni passati della sua amicizia con Davide Bettinelli della scuderia di Paolo Carbone, che dopo la diaspora che ha colpito gli Emmers proprio in piena fase play-out l'anno scorso non fa più parte della squadra. Qui intanto Bongura giostra, va a servire un compagno che mantiene la palla, poi può uscire Latini, palla al piede, rientra sul sinistro, va a finire che perde palla, soprattutto commette un fallo sul numero 16 avversario Lorenzo La Ruffa. Sfera sulla sinistra, giocata nuovamente male dal Code 272. Mellaro supera la linea di centrocampo Giordano Mellaro, poi va sulla sinistra da Pasquali che ha spazio, torna però Mirko Anello, Mellaro sulla destra, Tessicini sceglie Fortino che appoggia per Mellaro a un paio di metri. Mellaro decide che non è il momento di calciare, gli si fa incontro Patrizio Severini, poi va profondo da Leacche che può girarsi, subisce fallo però Leacche, calcio di punizione interessante, in realtà è lui a commettere fallo
calcio di punizione è per il Code 272. E allora proprio Mirko La Rosa, dato subito a battere in favore del compagno sulla sinistra, che è Guglielmo Amendola. Mellaro. Latini per Pasquali, che anticipa addirittura Corso, poi va da Severini, anticipato dallo stesso Amendola. Lo stop di La Ruffa, poi Bongura non arriva sul pallone, Latini in scivolata, preciso, mette palla in out. Quinto di gioco, ancora 0-0 qui alla Stella Azzurra. Partita abbastanza viva, anche abbastanza equilibrata, almeno in questi primi 5 minuti di gara. Dietro per La Rosa. Manuel La Rosa. Palla sul suo mancino, all'indietro Amendola. Pallone profondo, può girarsi La Ruffa. Corso in netto anticipo sullo stop sbagliato dalla Ruffa. Tessicini appoggia per Giordano Mellaro, che poi trova la sventagliata per Leacche. Trattenuta di La Rosa su Leacche. Leacche che però va a provocare il fischio del direttore di gara per le troppe proteste. Pallone che Manzo deve ancora rinviare in ogni caso. Profondo sempre per La Ruffa. Lavora di esperienza Pasquali e Corso va al recupero della sfera. Sempre per Leacche, il passaggio però è più corto, arriva dalle parti di Severini che subisce il fallo di Amendola. Va a sistemarsi probabilmente più largo rispetto alla sfera, poi va dentro l'area di rigore. Mellaro rimane nei paraggi della palla, però probabilmente sarà lui a calciare verso Manzo col suo destro. C'è anche Leacche sul pallone. La sensazione che sarà Giordano Mellaro a colpire col suo destro verso la porta del Code 272. Parte invece Leacche col sinistro, bucano tutti, buca anche il portiere. Leacche fa 1-0 alla Stella Azzurra. Probabilmente la rincorsa di Giordano Mellaro ha ingannato tutti, perché Manolo Leacche col mancino l'ha messa alle spalle di Manzo, l'ha messa davvero all'angolino, ma sul primo palo la palla è passata sotto la barriera, si è insaccata anche se era abbastanza potente. Qui l'aggancio di La Ruffa dall'altra parte, Corso come un gatto, poi Bongura non fa il tempo a togliere lo stinco, del tutto involontario il contatto fra i due. Botta sulla nuca per Andrea Corso, che ora va a lasciare il calcio di punizione a Emanuele Latini. Che aspetta però che il compagno gli dia un cenno d'assenso. Palla giocata sulla destra. Palla buona di Tessicini. La finta di Fortino però non serve Leacche. Anello. Scende sulla destra Mirko Anello, la sventagliata dentro. Corso si rifugia, almeno nelle intenzioni, in angolo. Palla che sbatte sulla traversa, rimane lì. Poi il portiere degli Hammers riesce in ogni caso a completare la parata. Qui La Rosa sovrasta fallosamente Manolo Leacche, che va a sistemare il pallone. Probabilmente il suo mancino, dopo aver già colpito, può tentare un'altra volta di attentare all'incolumità della porta del Code 272. Con Pasquali che nel frattempo va a catechizzare Simone Pancaldi. Leacche col mancino colpisce in pieno la barriera. Palla profonda, Leacche prova a girarsi, mette bene palla dentro, nessuno sul secondo palo. Severini aveva stretto sul primo. Poteva essere una buona giocata questa di Leacche. Aveva visto lo spazio per i compagni che non hanno creduto però alle intenzioni del numero 7. Bongura sulla destra per Anello, che può organizzare
una nuova manovra, rientra sul mancino, poi colpisce toccando palla col destro la Rosa, dietro per suo fratello, si allarga Anello, si va da Astolfo però, profondo per la Ruffa, Anello di prima per Bongura che può stoppare, recupero palla da parte degli Hammers fallosamente. Secondo il direttore di gara le lamentele degli Hammers non fanno cambiare idea alla coppia arbitrale, allora calcio di punizione per il COD quando siamo entrati nell'11° del primo tempo, la rincorsa di La Ruffa con Mellaro che va a piazzarsi come primo uomo in barriera a ricevere le indicazioni di Andrea Corso proprio per posizionare al meglio la barriera sul calcio di punizione di destro di La Ruffa. C'entra in pieno Leacche, deve inseguire il pallone la Rosa, all'indietro per Manzo. Mellaro ha provato a dar fastidio al portiere avversario, Bongura non riesce a tenere in campo la sfera, rimessa dal fondo percorso. Hammers che stanno congelando la partita dopo essere andati in vantaggio. C'è da dire che in 12 minuti non hanno subito praticamente alcuna occasione. Leacche va a saltare, non arriva né lui né la Rosa. Palla a Manzo che ha fatto già ripartire Mirko Anello, può scendere sulla destra, è veloce Anello, col destro mette dentro, Pasquali in qualche modo va fuori da Fortino. Palla per Severini che stoppa bene a seguire, forse lungo il controllo di Severini perché arriva da Astolfo, gli porta via la palla, serve Amendola che questa volta scende sulla sinistra. Palla sul mancino, Pasquali dall'altra parte dopo aver fermato Anello, ferma anche Amendola, poi va a recuperare la posizione sullo stop di Bongura che lascia lì per il compagno, palla troppo larga. Buona reazione però quella del COD che non ci sta ad essere sotto con gli Hammers, stanno dando prova di orgoglio ma soprattutto anche di organizzazione di gioco con Leacche che tiene alti molti palloni e permette alla squadra di organizzarsi. Severini all'indietro, la Rosa sovrasta Severini, poi Anello di prima per Bongura che stoppa bene, poi punta l'avversario, Bongura rientra sul destro, attenzione a Bongura che strozza troppo la conclusione. Fortino non riesce ad andare via da Astolfo che rimedia anche la rimessa laterale. La Rosa di prima per D'Astolfo, che ha provato ad inseguire la sfera, poi ancora Manuel La Rosa, filtrante dentro per la Ruffa, Pasquali nuovamente in anticipo, Latini, Mellaro, lo stop di Giordano Mellaro, poi gioca col compagno, vanno da Pasquali, sventagliata profonda, poi Severini, è la Rosa l'ultimo a toccare, non secondo il direttore di gara, è Severini ad aver toccato per ultimo la palla, ma gli Hammers hanno già recuperato il possesso della sfera, sempre con Mellaro, palla giocata all'indietro per Emanuele Latini, Fortino, stop buono di Coscia, poi il passaggio all'indietro però è dei meno precisi per il fallo che Luca D'Astolfo va a commettere proprio ai danni di Fortino, calcio di punizione più o meno dalla posizione in cui Leacche poco fa ha trasformato la palla nel gol dell'1-0. 15° sul cronometro, solo 10 alla fine di questo primo tempo, 1-0 fra Hammers e COD in virtù del gol, ricordiamolo, l'abbiamo in realtà appena fatto, di Manolo Leacche che ora sembra nuovamente intenzionato a calciare in porta. Col fischio parte però Mellaro, c'entra in pieno la barriera, poi Leacche troppo alto. Anello, lo stop di Anello che poi punta Mellaro, rientra, sbaglia tutto, Severini appoggia all'indietro, pressati i giocatori degli Hammers, Latini prova a fare tutto da solo, va da Severini, Mellaro si fa vedere, riceve palla Giordano Mellaro,
Poi Fortino anticipato da D'Astolfo, spazio per la Rosa, Bongura si sovrappone sulla sinistra, poi è costretto a rientrare, converge Bongura, buono il gioco di gambe, dall'altra parte impreciso però il passaggio per Mirconello, troppo profondo, palla che si spegne proprio in rimessa dal fondo per Andrea Corso, 15:22 sul cronometro, gli Hammers stanno giocando bene. Anticipato nuovamente Leacche che poi va fallosamente su Mirko La Rosa. Bongura. Latini in pressione, poi arriva anche Severini che perfeziona il disimpegno degli Hammers. Latini per Leacche che spizza di testa, lo stop di Severini. Poi d'esterno a servire Fortino che non riesce a superare in corsa ad Astolfo. C'è anche il fallo del numero 11. Un po' troppo fallosi gli Hammers lì davanti. Per il resto partita pressoché perfetta, almeno fino al 15°. Occasioni subite di fatto 0. La Ruffa. Poi la Rosa spara altissimo dalla 3/4. Mellaro sul pressing di Anello. Rischia tanto andando in orizzontale da Emanuele Latini. Severini di prima per Latini che scivola, la Ruffa riconquista un pallone, Anello dentro, va dentro anche Bongura, la palla messa dentro. La Rosa di prima ancora con il mancino, ancora palla alta. Fortino questa volta prova a correre, manca però il controllo, tiene in campo la sfera in qualche modo Fortino, poi gioca con Leacche che prova a saltare Amendola. Non c'è fallo di mano secondo il direttore di gara che dice di aver visto tutto. Si continua a giocare, palla dietro, recuperata da Severini in qualche modo. Attimo di indecisione almeno per gli arbitri, rimessa dal fondo. Amendola. Rischiano tanto quelli del Code che finiscono per perdere il pallone. Poi Severini di prima per Fortino, l'aggancio non dei migliori ma finisce per servire Leacche. Non c'è fallo secondo l'arbitro che lascia proseguire. Poi Amendola perde un altro pallone ancora su Fortino che va sul fondo, costretto a rientrare il numero 11 che poi sventaglia al limite dell'area, esce alla fine Luca D'Astolfo. Bongura scambia proprio con D'Astolfo, poi la Rosa profondo dalla Ruffa di prima sempre per Manuel La Rosa. La Ruffa col destro, Corso si allunga, palla fuori. Latini serve il proprio compagno al limite dell'area di rigore, poi qualche passo, pallone profondo per Leacche che non aggancia, poteva essere un'ottima occasione per i giocatori di casa. La Rosa sempre profondo per la Ruffa che poi va a colpire il palo interno della traversa. Poi fischio dell'arbitro a consegnare il possesso agli Hammers su un altro fischio, quello che chiama un time out dalle panchine. 1 minuto di pausa e poi di nuovo qui. Dopo il time out di nuovo in campo, questo minuto di pausa che è servito soprattutto alla panchina della Venere. Qui Leacche prova a stoppare un pallone in area di rigore, poi il calcio finisce addosso a qualche giocatore in maglia nera, palla in out e allora rimessa laterale per gli Hammers con Fortino che temporeggia in attesa di Giordano Mellaro. Sempre meglio averlo vicino alla porta Giordano Mellaro per usufruire del suo destro. Un colpo di biliardo di D'Astolfo per la Rosa, poi Amendola. Siamo già dall'altra parte, Bongura che non aggancia. Rimessa laterale Code a poco più di 5 minuti dalla fine di questo primo tempo. Anello prova a servire la Ruffa ma arriva Giordano Mellaro. Poi Fortino butta via questo pallone nella terra di nessuno. Leacche era troppo arretrato. Anello. La Rosa, c'è Leacche in copertura. Mirko La Rosa prova a scendere sulla sinistra, poi il no look per Amendola che alza lo sguardo, alza anche troppo il pallone.
finisce sul fondo il sinistro di Amendola, corso con le mani altrettanto profondo, questa volta è preciso però il servizio per le H, meno lo stop del numero 7, sicuramente preciso l'anticipo di Luca D'Astolfo. La Ruffa, poi Latini, questa volta le H combatte con D'Astolfo, di testa va sul pallone, alza troppo il piede D'Astolfo, gioco pericoloso, calcio di punizione per gli Hammers. Leac è andato a prendersi questo calcio di punizione, ha realizzato il gol del vantaggio, ma sta di fatto facendo reparto da solo lì davanti, non butta quasi mai via il pallone. Daniele Dio ci aiuti intanto in campo per gli Hammers, anche Fortino sul pallone oltre a Giordano Mellaro, attenzione perché da lì Mellaro può tirare. Parte Fortino che tocca il pallone al numero 8, la bomba di Mellaro, alta sopra la traversa. Una deviazione secondo la coppia arbitrale, allora calcio d'angolo per gli Hammers, altro cambio fra le fila dei giocatori di Pasquali. Palla messa dentro da Severini, non arriva nessuno, c'è Mellaro però che in qualche modo non tiene in campo la sfera, nonostante fosse arrivato puntuale sul pallone, tentato il tutto per tutto. Palla per Severini, ha qualche problema Amendola nel disimpegno sul fallo di Patrizio Severini. Sempre Amendola, prova a fare tutto da solo, non lo ferma nessuno, lo stende Pasquali al limite dell'area di rigore, calcio di punizione Code. Richiedono il fischio dell'arbitro per battere questo calcio di punizione quelli degli Hammers. In realtà Mellaro è lì davanti, ma è stata richiesta la distanza da Lorenzo La Ruffa e allora sì che sarà l'arbitro a fischiare la ripresa del gioco. Quattro addirittura in barriera percorso, Anello e La Ruffa sul pallone. Parte Lorenzo La Ruffa, ancora traversa di La Ruffa, sempre dove l'ha colpita in precedenza. Va in pressing squadra degli Hammers, ma il Code riesce a cavarsela, poi Pasquali non sbaglia l'intervento neanche corso, che va con le mani a recuperare, suscitando le proteste del Code sulla mancata chiamata dell'arbitro della rimessa dal fondo. Poi Anello, break, c'è Pasquali però in anticipo, Mellaro che questa volta tiene in campo la sfera, poi gioca su Anello che gliela porta via, Pasquali ancora, Mellaro. Non c'è nessun fischio da parte dei direttori di gara, la tocca la Rosa in out. Mellaro profondo, va dalle H, c'è sempre la Rosa però sulle H, poi Severini profondo dal proprio numero 7 che non arriva nuovamente sul pallone, altro fallo sempre di Manolo Leacche. Mirko Anello sfida Severini, poi l'anticipo netto di Latini su Bungura, palla che rimane però in possesso del Code, con Amendola che fa un grande stop aiutandosi però evidentemente con la parte inferiore della spalla, proprio all'attaccatura del braccio, e allora calcio di punizione per gli Hammers. Al 25esimo si attende la segnalazione del recupero, mentre anche la palla è uscita dal campo. Si aspetta una nuova sfera per riprendere il gioco, sfera che prontamente torna in campo con un gran calcio da parte di uno degli spettatori dell'incontro. Sbraccia Severini per richiamare l'attenzione di Latini, arriva Leacche, addirittura in anticipo sulla Rosa, questa volta è suo il gioco pericoloso. Severini che in ogni caso si era sovrapposto bene al movimento, alla giocata del compagno, giocata fallosa, poi Mellaro in anticipo, Bungura
Altro fallo, altro gioco pericoloso. Bungura sulla sinistra per la rosa, che accelera il passo, manda a vuoto, Dio ci aiuti, palla messa dentro di testa, la Ruffa non segna. Palla che finisce addirittura in fallo laterale, la spizzata di la Ruffa fra le meno fortunate. Chissà che la vena realizzativa di Nico Borci non possa far comodo a questo COD, vista la giornata no di la Ruffa. Tanta sfortuna, qui Bongura prova dalla distanza. Tanta sfortuna soprattutto per la Ruffa, che ha colpito due traverse clamorose, soprattutto la seconda su calcio di punizione. Latini poi subisce il fallo dello stesso Bongura, che va a chiedere scusa sul duplice fischio del direttore di gara, che manda tutti a prendere il famoso tè caldo. A fine primo tempo Emmers 1, COD 0. L'abbraccio a inizio secondo tempo fra Edoardo Fagioli e Patrizio Severini su fronti opposti, ma evidentemente amici fuori dal campo. Proprio Fagioli tocca all'indietro la rosa. Palla in controtempo per Amendola, che non arriva sul pallone. Latini con le mani, probabilmente alla rimessa lunga, va da Leacche, che serve bene, Dio ci aiuti. Poi Mellaro, pressato di prima per Severini, che mantiene in campo il pallone, non secondo il direttore di gara. D'Astolfo. Lanata. La Ruffa stoppa al limite dell'area di rigore. Poi la palla morbida, servita fuori dagli Emmers. Altra palla ugualmente precisa ma meno potente, non può arrivare il giocatore avanzato degli Emmers. C'è stato l'anticipo di Amendola, che ora alimenta l'azione dei suoi. Sulla sinistra alza lo sguardo, vede Fagioli al limite dell'area, ha due uomini davanti però. E allora la rosa sulla destra per D'Astolfo. Gli si fa incontro Manuel La Rosa, che riceve palla in questo momento. D'Astolfo. Mirko La Rosa. Si accentra la rosa, apre il destro per la Ruffa, poi Fagioli stoppa male, non riesce nemmeno ad arrivare alla conclusione con il sinistro. Lui che è un destro naturale, si è allungato troppo la sfera e non è riuscito più a recuperarla con il mancino. Palla profonda di corsa, Leacche sgomita con la rosa, questa volta è il difensore del COD ad avere la meglio. Pasquali anticipa nuovamente la Ruffa, che poi va a lamentarsi sulla mancata segnalazione del fallo da parte dei direttori di gara. Leacche spinge vistosamente l'avversario. Evidentemente ha perso qualche duello di troppo Leacche contro La Rosa e contro D'Astolfo. Latini mantiene in campo la sfera, poi Fagioli stoppa male, arriva Dio ci aiuti a portargliela via. Leacche, tunnel sulla rosa, va da Severini che va di prima, palla fuori. Ottima azione. Intanto c'è l'espulsione di Edoardo Fagioli, evidentemente ha detto qualcosa di troppo al direttore di gara. Qua può essere la svolta della partita. Non sappiamo neanche come commentare questo episodio, perché eravamo impegnati a seguire l'azione di Patrizio Severini, che ha rischiato di raddoppiare qui sul campo della Stella Azzurra, situazione che si fa complicata per la verità per il COD, sotto di un gol e sotto di un uomo. Ha perso uno fra l'altro dei giocatori più talentuosi, mentre mister La Rosa entra in campo per far valere le posizioni della propria squadra. D'Astolfo e La Rosa senior evidentemente non contenti della decisione dell'arbitro. Qui Mirko La Rosa va pacificamente a spiegarsi col direttore di gara, mentre probabilmente c'è stato chiamato un time out nel frattempo. Un minuto di pausa e poi di nuovo qui.
palla a Manzo. Sarà lui a rimettere il pallone in gioco dopo il timeout che è seguito all'espulsione di Fagioli. Allora Code con la strada tutta in salita per rimettere in parità questa gara. Sotto di un uomo, ora sotto di un gol, o meglio, sotto di un gol e ora sotto di un uomo. Bene ricordarlo, il gol di Leac è arrivato dopo 10 minuti all'inizio del primo tempo. Qui ottimo lo stop di Patrizio Severini che però non riesce a tenere in campo la sfera. Una bomba di corso si è battuta di fatto sul piede mancino del numero 9 di Pasquali. Poi la rosa impreciso per la Natà sulla destra. Severini che sta spendendo tantissimo dal punto di vista del fiato e del sudore e spesso ne perde su stop semplici come questo, ma sappiamo che è un giocatore molto tecnico, il tornante con la 9. Mellaro, c'è lo scatto sulla destra, si preferisce andare da Leacche che serve bene il compagno di testa, poi Severini questa volta va a disturbarlo Leacche piuttosto che aiutarlo. Alla fine Severini finisce per perdere palla. La corsa di D'Astolfo, palla per Amendola che gioca a 2 con la Ruffa, impreciso poi il controllo a seguire di Lorenzo Raruffa. Ancora Guglielmo Amendola con le mani, si fa vedere Manuel La Rosa. La Ruffa, Pasquale in pressing, il tacco per Amendola che scivola sul fondo, il fallo di Latini ravvisato dal direttore di gara, o meglio la palla probabilmente era già uscita, l'arbitro dalla rimessa dal fondo. Palla larga per Leacche che può stopparla, non nel migliore dei modi, torna la rosa, tocca il pallone in out. Entrato un nuovo giocatore a rilevare uno stanco Patrizio Severini. E di nuovo Fortino in campo per gli Emmers. Riceve palla in questo momento Fortino. La difende, prova a girarsi sul fondo, poi va a rifugiarsi sulla lunetta del corner, mette dentro la palla, Manzo la lascia addirittura scorrere, pericolosissima. Dio ci aiuti, poi palla all'indietro, Pasquali la lascia scorrere, Latini va dietro da Corso, che poi fa la cosa migliore spedendo la palla fuori, senza rischiare di andare a compromettere una giocata abbastanza semplice, un disimpegno semplice, colpendo un avversario in rimessa. Latini prende la mira, poi spara lontano per Fortino dall'altra parte del campo, anticipato dalla rosa che mette fuori. Ci sarà da recuperare al termine di questo secondo tempo, tanto Mellaro pensa forse alla conclusione. Dio ci aiuti, aiuta il numero 8 al recupero. Poi la Natale ultimo a toccare. Mellaro per Fortino, gli restituisce la sfera all'11, si va dalle Acche dall'altra parte del campo, il numero 7 fa il massimo, non riesce a tenere in campo la sfera ma non lo Leacche. Altro time out, già il secondo in questo secondo tempo, 1 minuto di pausa e poi di nuovo qui per il finale. Rimessa laterale battuta per la Ruffa che va a piazzarsi dietro. La Natà e Bongura davanti. Pallone per Amendola che non arriva. Lo lascia lì per la rimessa di Emanuele Latini, l'ennesima di questa gara. Proprio Latini. Leacche, anticipato da D'Astolfo. Poi Pasquali in qualche modo su Bongura. Leacche non si ravvede della traiettoria della palla che aveva superato la Ruffa. D'Astolfo, lo uscito Mirko La Rosa, Manuel La Rosa, Bongura. Si chiudono le maglie claret and blu degli Emmers con Fortino che va al recupero della sfera, l'ha toccata però deve tenerla in campo e la gioca bene all'indietro per il compagno. Palla profonda poi, Leacche anticipato dalla chiusura di Manuel La Rosa. Fortino poi cade addosso alla Ruffa, era il numero 16 del Code però ad aver commesso fallo. L'arbitro alza il braccio, fischia il calcio di punizione per gli Emmers quando siamo al 9 della ripresa, ma già un'espulsione e 2 time out da sommare nel recupero finale, partita che probabilmente andrà per le lunghe mentre Francesco La Rosa probabilmente non è d'accordo con la gestione della gara.
Fortino messo giù. Lanatai Bongura a dire qualcosa al direttore di gara. Arriva il giallo anche per Giorgio Bongura. Partita che si sta innervosendo in questa ripresa, probabilmente anche per una gestione degli arbitri di una partita che è stata semplice fino a qualche minuto fa, innervositasi tutta ad un tratto con l'espulsione di Fagioli. Intanto nuovamente occasione per gli Emmers, con la palla sulla sinistra sarà messa dentro, difficile pensare a un calcio da lì. Palla dentro, infatti di testa, va proprio Fortino a segnare il 2-0, l'ha messa sul secondo palo di testa, 2-0 Emmers. Una parabola bellissima di Fortino, un gran bel gol, quello del numero 11 che ha girato il pallone sul secondo palo, si fa durissima per il COD, che potrebbe ritrovarsi dopo 2 partite con gli stessi punti dei rivali che hanno perso le prime 2, dicevamo, con Checco e Cottini. COD che al contrario hanno perso la prima 7-6, una gara divertentissima contro Bacci Immobiliare, ma che hanno vinto contro la neopromossa Nes Calciotto per 3-1 nell'ultima giornata. Settimana prossima impegni diversi ma ugualmente difficili per le 2 squadre. C'è il CJ, sempre della Stella Azzurra, per gli Emmers. C'è l'Alitalia, la nuova Alitalia con tanti pezzi dell'ex BM di Gianicolo. Qui prova a girarsi Bongura, Pasquali però fa buona guardia, fa soprattutto ripartire bene i suoi, che poi sbagliano servendo addirittura la ruffa. Dicevamo, COD impegnata settimana prossima contro un'Alitalia di fatto rimessa a nuovo, che tuttavia ha perso le prime 2 giornate, nonostante può vantare giocatori quest'anno come Gimelli, Ulisse, Luca Severini, insomma il blocco dell'ex BM di Gianicolo. Di testa Pasquali. Fortino. Possesso per il COD che va con le mani dalla ruffa a D'Astolfo, che sbaglia tutto. Ancora Fortino tiene in campo la sfera, c'è la corsa di un compagno, poi D'Astolfo in qualche modo se la cava servendo Anello che era lì appostato per ricevere dal compagno. Poi la sventagliata di Amendola su Bongura, Corso tiene addirittura in area la sfera, suscitando gli applausi della propria panchina. Un intervento plastico, quello di Andrea Corso. Poi D'Astolfo in anticipo sull'avversario, Patrizio Severini tiene in campo la sfera, c'è un fallo però segnalato al direttore di gara. Severini chiede che fallo fosse il suo. Bongura, gran numero in mezzo a 2, Pasquali poi lo mette giù. La ruffa tenterà nuovamente dalla distanza, già colpito una traversa su una posizione speculare a quella che tenterà fra poco. Con la ruffa che va a lamentarsi della posizione della barriera degli Emmers. Severini a ironizzare sulla distanza dal pallone. Parte proprio la ruffa nuovamente col destro, palla che supera tutti, supera Corso, fa 2-1, riapre tutto il COD. Severini va ancora a chiedere spiegazioni sul fallo segnalato in precedenza, da cui di fatto poi è scaturita l'azione che ha portato alla punizione e quindi al gol del COD. Partita sbloccata solo attraverso dei calci piazzati. Severini ha provato qui a battere Manzo e riportare gli Emmers sul doppio vantaggio. Altro fallo fischiato dai direttori di gara, altro calcio di punizione, altro cartellino giallo, questa volta per la russa. Mellaro torna in campo
il 5 con il compagno e probabilmente il calcio dalla distanza di Giordano Mellaro. Mancano 10 minuti di fuoco più eventuale e quasi sicuramente corposo recupero. Quella stella azzurra, distanza che va a piazzarsi di fronte a Giordano Mellaro, c'è solo lui sul pallone. Parte col destro Mellaro, palla che sbatte sulla traversa e poi finisce fuori. Gran colpo di Mellaro. Una traiettoria pazzesca di Giordano Mellaro, palla che sembrava del tutto fuori dallo specchio della porta, è rientrata all'improvviso, non abbastanza per tramutarsi in rete. Qui Fortino al recupero, falloso secondo il direttore di gara. Allora nuova occasione Code che sotto di un uomo prova a rimettere in parità questa partita dopo averla riaperta col calcio di punizione di La Ruffa, che al terzo tentativo, dopo aver colpito 2 traverse, è riuscito a colpire, soprattutto a segnare il gol, il punto dell'1-2. Sempre La Ruffa dalla distanza, in qualche modo tiene avanti il pallone Lanatà. La rimessa però è quella dal fondo di Andrea Corso, data dal direttore di gara. Altro time out. Sulla rimessa di Corso si riprende dopo il time out. Amendola addirittura va con il colpo dello scorpione a concedere il calcio d'angolo agli Hammers. Fortino sul pallone, l'autore del raddoppio degli Hammers prima che La Ruffa dimezzasse lo svantaggio del Code. Fortino, il movimento dei compagni, va sul secondo palo, palla troppo lunga per tutti. Lanatà lascia l'incombenza alla Ruffa, protagonista di fatto per il Code della gara. Anello, Fortino al recupero, questa volta non c'è fallo. Severini spara addirittura da lontano, palla poco pericolosa per la verità, abbastanza centrale, anche fuori dallo specchio. Manzo non la tocca, va semplicemente a recuperarla da dietro la rete della porta. Bongura prova a toccarla, Latini, per non saperne leggere né scrivere, completa il disimpegno non lasciando il pallone a Corso, che probabilmente però non l'ha chiamato. Severini subisce fallo dalla Lanatà, va nuovamente a lamentarsi la panchina del Code. Palla giocata sulla destra dagli Hammers, sempre per Emanuele Latini, che va a fare tutto da solo, si distende Manzo, palla in angolo. Buona parata, buono soprattutto il tiro da casa sua di Emanuele Latini, con Fortino che va a piccoli passi a sistemare la sfera sulla lunetta del corner. Corner battuto, Latini di testa, palla che sibila vicino al palo. Anello, siamo già dall'altra parte, poi prende in controtempo Lanatà, arriva in ogni caso sul pallone il numero 23, poi D'Astolfo allunga la falcata, può colpire D'Astolfo dalla distanza, riparandosi le orecchie Pasquali, poi palla per Leacche, si gira Leacche, Manzo quasi riparandosi riesce a parare il pallone. Pasquali nel frattempo è rimasto a terra, gioco che probabilmente andava fermato prima. Anello, D'Astolfo, saltava bene Fortino, poi vede Lanatà, di prima per Anello, Severini recupera, Leacche, Fortini, Severini si muove, riceve il pallone Patrizio Severini, poi sbuccia il pallone, Lanatà in qualche modo riesce a portarglielo via con un grande intervento difensivo dopo l'errore di Patrizio Severini, poi Pasquali anticipa Bongura che la tocca per ultimo, rimessa Hammers, non secondo il direttore di gara, almeno fino a questo momento, no. L'anticipo di Latini che probabilmente sorprende tutti, ci prova col piede Leacche, ma D'Astolfo resiste al contrasto, resiste soprattutto ad uscire palla al piede. È già dall'altra parte Luca D'Astolfo, che serve La Ruffa, prova dalla distanza, Corso in angolo. Probabilmente ha visto partire il pallone soltanto all'ultimo Andrea Corso. Amendola la mette dentro di testa, Bongura, non ci arriva nessuno, c'è un fischio del direttore di gara che va a segnalare la rimessa laterale, la rimessa dal fondo, un fallo
In ogni caso il timore degli Emmers era quello di un calcio di rigore in favore del COD 272, timore infondato da parte di Pasquali e dei propri compagni. C'è Fortino tutto da solo, Corso preferisce andare da Severini che di testa va dentro dalle Acche, anticipato da D'Astolfo, controllo difficoltoso di Anello che poi riesce in ogni caso a servire la Natà. Fortino, caparbio nel fallo, Anello, D'Astolfo, le Acche a vuoto, passaggio all'indietro impreciso per Anello, poi la Ruffà, le Acche, si allunga, voleva probabilmente indurre all'errore la Ruffa, poi palla per la Natà che sbaglia, poi Latini non sbaglia, riesce però a perdere poi il pallone, il calcio dalla distanza ancora di la Ruffa che si sta rendendo protagonista per i suoi. 5 al termine intanto, Bongurà, palla dentro, buona occasione per il COD, sventata un'altra volta da Emanuele Latini, che si sta confermando uno dei difensori più forti di questa lega. Qui la Natà non riesce a colpire verso Corso. Fortino chiude sul pallone, chiude su di lui però D'Astolfo. 4 di recupero segnalati in questo momento dal direttore di gara. Brutta rimessa questa di Latini. Poi Pasquali con un altrettanto brutto rilancio va a regalare la rimessa laterale a Mirko Anello. La Ruffa fa tutto da solo, poi Mellaro spara addirittura in porta. Corso a terra sul rimpallo, frutto addirittura di un colpo su Patrizio Severini che ora va a chiamare il pallone, poi si lancia Leacche, lo stop di Leacche, si gira. Che giocata di Manolo Leacche. Fosse entrato questo pallone sarebbe stato sicuramente il gol migliore della serata. Qui non si ferma Emanuele Latini, il contrasto regolare secondo il direttore di gara con Guglielmo Amendola che rimane a terra. Latini con le mani, Amendola rilancia, Pasquali lascia rimbalzare il pallone, poi va di testa, arriva sempre lo stesso Amendola che ovunque in questo secondo tempo. Anello, Amendola largo, può andare col mancino al cross e chiude nessuno perché Latini non arriva sul pallone. Poi la Natà, ancora dal fondo la Natà, Severini in qualche modo, Leacche può stoppare il pallone, riesce a giocarlo, serve Severini, 1 contro 1, Severini può andare col mancino, Severini, palla fuori, occasione sprecata, manini ai capelli per Patrizio Severini che sa di aver inguagliato gli Emmers costringendoli a 4 minuti di sofferenza in questo finale. Amendola, rientra Amendola, combatte però la squadra di casa. Il tiro dalla distanza di D'Astolfo. Corso controlla l'uscita del pallone mentre Amendola va a chiedere spiegazioni al direttore di gara. Palla profonda, Leacche può giocarla, non va neanche ad intervenire, palla che rimane lì, non riescono a chiuderla gli Emmers neanche in questa occasione. Manzo per la Ruffa, il pressing di Manolo Leacche, anche Mellaro sale, poi fa tutto da solo la Ruffa e probabilmente sbaglia perché c'è Emanuele Latini in netto anticipo che va addirittura al rilancio lungo che può trasformarsi quasi in un pericolo per la porta di Manzo. Pallone recuperato dal fondo, Manzo con le mani, profondo in netto anticipo gli Emmers, fanno correre Fortino che deve impegnarsi per tenere in campo la sfera, ci riesce il numero 11 che la rimette dentro, Anello anticipa addirittura il proprio portiere, poi va a giocarla per Amendola che sbaglia tutto, palla per Fortino, c'è un compagno dall'altra parte, si preferisce Mellaro col destro, palla alta, la bomba di Mellaro non inquadra nemmeno questa volta lo specchio della porta. Quando sono quasi finiti, 4 di recupero segnalati al direttore di gara, nuova palla conquistata dagli Emmers, Leacche può puntare, poi prova con una Veronica, andarsene Leacche, la chiude Manolo Leacche con la doppietta personale, 3-1 Emmers. Il top player dell'incontro è Manolo Leacche, 2 gol, tanta legna lì davanti, tante belle giocate, compresa quella girata e mezza rovesciata che ha quasi
Bucato Manzo questa volta non ha sbagliato Manolo Leacche, che ora va a commettere fallo su Bungura per evitare la ripartenza del COD. Calcio di punizione che va ripetuto mentre sta andando per le lunghe, meno sull'orario questa partita. Calcio dalla distanza, Corso come un gatto, riesce a mettere palla fuori. Giocato bene Corso questa partita, dopo qualche errore contro il Checco dello Scapicollo si è riscattato in questa vittoria degli Hammers. Sul COD 272 hanno di fatto ribaltato ogni pronostico gli Hammers, battendo la ex Venere in Bikini nella sfida nel derby della Stella Azzurra. Pallone messo dentro, Pasquali a vuoto, c'è Latini, c'è il triplice fischio del direttore di gara. Hammers ribaltano il pronostico e fanno 3-1 al COD 272.